Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Le celebrazioni per l'anniversario della morte dell'eroe nazionale Skanderberg, iniziata dal Palazzo della Regione a Catanzaro, la visita in Calabria del Presidente della Repubblica di Albania Ilir Meta, un legame storico, quello tra la Calabria e l'Albania, hanno sottolineato Oliverio e Meta, che si rafforzerà ulteriormente in futuro, e domani a San Demetrio Corone arriva Mattarella. Caso Lopresti, indagati Oliverio, 5 assessori e 2 dirigenti sono accusati di abuso d'ufficio e falso ideologico per il reintegro dell'ex responsabile del settore reti dell'emergenza urgenza. Scontro tra 2 auto tra Rende e Marano Marchesato nel Cosentino, muore un 85enne. Dopo i 7 avvisi di garanzia e l'inchiesta sulla tragedia del Raganello si allarga, il procuratore Facciolla annuncia possibili novità per fine mese. C'è anche la Calabria tra le 11 regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo. Il Rende batte la Regina per 3-2 e vola al secondo posto in classifica. La gara è stata bella e tirata fino all'ultimo istante. Buonasera dalla redazione del TG. Dunque è iniziata la visita in Calabria del Presidente della Repubblica di Albania Ilir Meta. È stato ricevuto dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio alla Cittadella, il clou domani a San Demetrio Corone per l'anniversario della morte dell'eroe nazionale albanese Skanderberg. In Calabria arriverà per l'occasione anche il Presidente Mattarella. Un legame storico quello tra la Calabria e l'Albania, hanno sottolineato il governatore Oliverio e il presidente Meta, che si rafforzerà ulteriormente in futuro. Vediamo. Il Presidente della Repubblica di Albania Ilir Meta firma alla Cittadella regionale il libro degli ospiti. Inizia così la 3 giorni calabrese del Presidente Meta, un tour in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dell'anniversario della morte dell'eroe nazionale albanese Skanderberg. Il clou domani a San Demetrio Corone alla presenza del Presidente Mattarella. Nel Palazzo della Regione a Catanzaro il Presidente Meta si è intrattenuto a lungo con il governatore Oliverio. Hanno parlato dei legami storici e culturali che uniscono il popolo calabrese e quello albanese. In Calabria vive da oltre 600 anni una comunità albanese che non solo ha saputo integrarsi, ha saputo convivere e dare un contributo alla crescita della nostra regione, ma costituisce per noi una vera e propria risorsa dal punto di vista culturale, dal punto di vista umano, dal punto di vista dell'apporto che ha dato e continua a dare alla nostra regione in termini economici, sociali e, mi permetto di dire, civili ed etici. Una comunità che rappresenta l'esempio di come l'accoglienza e di come la integrazione sia la via giusta, anzi quella che io ritengo l'unica via da percorrere per affermare condizioni di pace, di coesistenza e di progresso. Alla Cittadella regionale si è parlato però anche di futuro, della necessità di intensificare i rapporti in materia di agricoltura, agroalimentare, turismo, innovazione, ma in particolare si è insistito sulla collaborazione tra il sistema universitario calabrese e quello albanese. Perché abbiamo ottime possibilità per investire di più per i nostri giovani, per conoscere meglio le nostre lingue, preservare e conservare la lingua albanese presso i giovani, per promuovere ulteriormente l'albanese in Italia e l'Italia in Albania. Credo che possiamo avere un ottimo futuro, si prevede un ottimo futuro dei rapporti tra l'Albania e l'Italia, dove più di 500 anni fa già è partita una grande storia che ormai continua tutt'oggi. E San Demetrio Corone si prepara ad accogliere domani il Presidente Meta e il Presidente Mattarella. Sentiamo Gianluca Pasqua.
Abbiamo raggiunto con il sindaco Salvatore Lamirata la saletta dove avverrà l'incontro privato fra il presidente Meta e il presidente Mattarella. Adesso con la telecamera di Massimo Fino inquadriamo anche il divanetto dove si stringeranno la mano e parleranno delle questioni economiche, degli scambi economici fra l'Italia e l'Albania. C'è naturalmente in bella vista anche un busto di Giorgio Kastriota Skanderbeg che Massimo Fino adesso sta inquadrando. E questa è una sala che sarà il fulcro, sindaco, dell'incontro di domani. Sì, qui praticamente i due presidenti avranno il loro colloquio privato, dove si scambieranno ovviamente anche ragionamenti di carattere politico, economico, che possono poi interessare la condotta dei propri stati, dei propri governi. Ecco, nel frattempo giù, sindaco, fervono i preparativi, è stato contattato, noi l'abbiamo strappata al cerimoniale per 5 minuti, ma non solo, neanche le forze dell'ordine, perché c'è grande attesa ma anche grande preoccupazione. Certo, il momento riveste un carattere importante perché l'eccezionalità degli ospiti è altissima e quindi anche l'ordine pubblico è tenuto molto sotto controllo, c'è molto attenzionamento dalle forze dell'ordine e credo che l'attenzione sia ben giustificata dall'importanza dell'evento e dall'importanza delle personalità ospiti. Caso Lopresti, indagati Oliverio, 5 assessori e 2 dirigenti sono accusati di abuso d'ufficio e falso ideologico per il reintegro dell'ex responsabile del settore reti dell'emergenza urgenza. Il governatore Oliverio e 5 assessori e 2 dirigenti finiscono nei guai per il caso Lopresti. Il dirigente della giunta regionale è sospeso dal servizio dopo il suo coinvolgimento nell'indagine relativa ad un bando sulle risoccorso, finito ai domiciliari ma nuovamente riammesso in servizio con l'approvazione di una delibera dello scorso 24 settembre. Adesso chi era presente a quella seduta di giunta, ossia Mario Oliverio, gli assessori regionali Francesco Russo, Roberto Musmanno, Francesco Rossi, Antonella Rizzo e Maria Teresa Pragomeni, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ai dirigenti Sergio Tassone e Bruno Zito per abuso d'ufficio e falso ideologico. Tra il 12 e il 14 novembre dovranno presentarsi in procura a Catanzaro per essere interrogati. Nel corso della seduta del 24 settembre scorso la Giunta aveva assegnato a Salvatore Lopresti un nuovo incarico dirigenziale, malgrado quest'ultimo fosse stato sospeso per un anno dal Tribunale di Catanzaro. Lopresti, lo ricordiamo, era finito ai domiciliari con altre 3 persone nell'ambito di un'altra inchiesta sui presunti illeciti relativi ad un appalto da 100 milioni per il servizio di risoccorso della Regione. Dopo essere stata confermata dal riesame, per Lopresti la misura cautelare era stata poi trasformata in una misura interdittiva di sospensione. In seguito Lopresti aveva chiesto di essere riammesso in servizio alla cittadella e la Giunta aveva accolto tale richiesta conferendo al dirigente un incarico temporaneo nel settore sport e politiche giovanili. Con la delibera incriminata, secondo gli inquirenti, Giunta e burocrati avrebbero procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Lopresti e un danno economico e d'immagine alla Regione Calabria. Incidente mortale oggi pomeriggio tra Rende e Marano Marchesato nel Cosentino, a perdere la vita nello scontro tra 2 auto un uomo di 85 anni. Ecco le auto coinvolte nell'incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio su questa strada tra i comuni di Rende e Marano Marchesato nel Cosentino. Nell'impatto tra una Fiat Punto e una Mini Cooper ha perso la vita Giuseppe Savaglio, 85 anni. L'uomo era alla guida della Fiat Panda che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrata con la Mini condotta da un giovane. Violentissimo l'impatto. Per l'85enne inutili soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I 2 giovani a bordo dell'altra auto sono stati trasportati in stato di shock all'Annunziata di Cosenza. Non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castrolibero che hanno effettuato i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'inchiesta sulla tragedia del Raganello si allarga. Dopo i 7 avvisi di garanzia, il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla annuncia possibili novità per fine mese. Potrebbe subire un ulteriore allungamento la lista dei 7 indagati per la tragedia del Raganello. Non siamo noi a dirlo, ma il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Dipenderà molto dai nuovi rilievi fatti e dall'esito delle perizie che i consulenti nominati dalla procura consegneranno nelle mani di Facciolla.
Lo stesso procuratore ha detto che le operazioni di analisi per ciò che è accaduto sono terminate, adesso correranno una ventina di giorni per mettere insieme il lavoro dei tecnici. In pratica è possibile che entro la fine del mese di novembre ci saranno gli attesi sviluppi dell'inchiesta. A quel punto si verificheranno le responsabilità di ognuno, perché come sostiene il procuratore Facciolla, le competenze sono estese e bisogna valutare bene tutto. Al momento gli iscritti nel registro degli indagati sono 7 e tra questi figurano i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria, il presidente del Parco del Pollino, il dirigente dell'Ufficio Biodiversità dei Carabinieri Forestali e 2 guide escursionistiche. Va ricordato che ai 7 viene contestato il reato di omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio. Torniamo ad occuparci dell'operazione Merlino che ieri ha portato all'arresto di 14 persone, 20 gli indagati. Il procuratore di Paola Pierpaolo Bruni chiarisce: perseguiamo singoli atti in cui si prefigura il reato. Il sistema portato alla luce dall'operazione Merlino era corruttivo e collaudato. Gli inquirenti lo hanno ribadito nel corso della conferenza stampa in procura Paola dopo i 14 arresti, ciclone giudiziario che si è abbattuto sul comune di Fuscaldo nel Cosentino, dove, lo ricordiamo, sono finiti in manette il sindaco, il vice sindaco, un assessore. 20 gli indagati nell'inchiesta dal quadro inquietante: appalti truccati, favori e violazioni commesse da imprenditori, amministratori pubblici e politici, presunto comitato d'affari in danno dei municipi, delle ditte che rispettano le regole, dei cittadini che ricevono servizi di minore qualità, come sottolineato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza Marco Grazioli. Un metodo diffuso, almeno seguendo le indagini della polizia tributaria sul Tirreno, dove nei mesi scorsi sono finiti nei guai anche gli amministratori di Aieta e Guardia Piemontese. Pubblica amministrazione che non fa il suo dovere è una delle patologie del sistema Italia. Qui è già la seconda volta che intervengo e ripeto quello che ho detto la prima volta. L'esecuzione di una misura cautelare è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Conseguentemente, in questo momento, chi ha chiesto quella misura e l'ha ottenuta si è assunto una grave responsabilità, quella di condurre il procedimento a risultati utili, ma i conti si tirano solo alla fine, cioè quando vi sarà una sentenza definitiva. Per cui basta autocelebrazioni, bisogna cercare piuttosto di lavorare informando il popolo italiano in nome del quale le sentenze vengono pronunciate, che in questo momento inizia un'attività di verifica di quanto si è raccolto nella solitudine dell'inchiesta attraverso il contraddittorio con le parti. Le carte analizzate dai finanzieri hanno messo in evidenza come i lavori attenzionati riguardassero non solo Fuscaldo ma anche Cosenza. Il procuratore ai nostri microfoni precisa: si tratta, lo ripeto, di singole condotte apprezzabili, almeno in questa fase, sotto il profilo penale, che hanno riguardato singoli soggetti e singole procedure. Ancora notizie di cronaca. Questa mattina all'alba a Taverna di Montalto Fugo nel Cosentino è stata divelta la saracinesca di un bar tabacchi. 4 persone a volto coperto hanno sfondato l'entrata dell'esercizio usando come ariete una Fiat Multipla. L'impatto ha fatto scattare l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri e poco dopo è stata ritrovata l'auto utilizzata come ariete. Il mezzo era stato abbandonato sull'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Montalto Fugo e Rende. E i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rende hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne marocchino residente a Cosenza. L'uomo spacciava nei pressi dello scalo ferroviario di Castiglione Cosentino e a casa nascondeva hashish e marijuana. Sono 11 le regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo e c'è anche la Calabria. I danni del maltempo sono ingenti e coinvolgono tutto il territorio nazionale, a tal punto che sono 11 le regioni che si sono rivolte al governo per chiedere lo stato di emergenza e tra queste figura anche la Calabria, che di problemi legati alle avversità atmosferiche ne annovera tanti. Non va dimenticato che 3 persone hanno perso la vita a Lamezia, che ci sono comuni le cui strade sono diventate impercorribili, che fette di territorio hanno subito ferite profondissime.
Certo, il dissesto in Calabria non è una cosa nata ieri, è figlio di anni in cui tutto era possibile. Adesso tocca raccogliere i cocci, fare la conta dei danni e sperare che arrivino i soldini per tamponare il più possibile. Arriveranno? Se lo augurano cittadini, gli amministratori locali alle prese con mille difficoltà, se lo augura la Calabria, costretta sempre a fare i conti con le ataviche emergenze. Non ci resta che aspettare e sperare che l'attenzione mostrata dal governo non si traduca nelle solite promesse disattese. A Vibo, dopo la sconfitta elettorale delle provinciali, nel PD scoppia la polemica interna. Come subito evidenziato in sede di analisi, le elezioni per il nuovo presidente della provincia di Vibo Valentia hanno squarciato il velo sulla situazione politicamente drammatica in cui da tempo si dibatte il PD vibonese. Numeri alla mano, infatti, è parso subito chiaro che il gruppo consigliare del PD a Vibo Valentia ha contribuito con i suoi voti ad eleggere a presidente il candidato di Forza Italia Salvatore Solano. Un dato politicamente inspiegabile ed inaccettabile, ma che non può essere cancellato con una scrollata di spalle. E così, dopo qualche giorno di silenzio, i vertici provinciali del partito si sono guardati in faccia in una sorta di prima terapia di gruppo per capire perché è successo e decidere cosa fare. Al di là dei tentativi di ridurre a caso momentaneo da parte del segretario provinciale drastico e deciso, si è mostrato il parlamentare Antonio Viscomi, il quale prospetta interventi risolutivi e netti. C'è un dato che non possiamo non farlo presente, c'è un dato in cui nella città capoluogo i nostri consiglieri non hanno votato la lista del Partito Democratico né il candidato del Partito Democratico. Quindi su questo bisogna riflettere, fare un ragionamento politico, perché per capire quali sono state la spinta politica che ha indotto questi consiglieri a non votarci, tenendo anche presente che in questo momento il partito si trova in un'unità massima, nel senso che sia i vertici del partito sia i dirigenti periferici condividono le scelte che fino adesso stiamo facendo, l'abbiamo fatto con una trasparenza che nel Partito Democratico era da tempo che non si ricordava. Mai come in questo caso il voto per la provincia è un voto visibile, proprio perché c'è un unico comune di fascia alta come quello di Vibo. Io credo che questa sia una questione molto semplice, c'è uno statuto, c'è un codice etico che definisce il perimetro, chi viola quello statuto? Se io sono iscritto al Partito Democratico non posso non votare il simbolo del Partito Democratico, perché qui non c'era una lista civica, c'era una lista del Partito Democratico e ci sono organismi competenti per risolvere questi problemi che sono già stati più volte chiamati in causa. Quindi esistono le commissioni di garanzia, esistono le segreterie provinciali, le segreterie regionali, saranno loro a doversi fare carico di questo problema, che non è un problema di Tizio, Caio, Sempronio, è un problema di dare al Partito Democratico una identità, una chiara identità. A Rizziconi, insediamento del neo sindaco Alessandro Giovinazzo. Il neosindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, comincia a fare i primi passi. Il 42enne tecnico informatico è entrato nel pieno delle sue funzioni di primo cittadino. Sarò il sindaco di tutti, ha spiegato, e spero assieme alle forze sociali del territorio di riuscire ad aprire una nuova pagina nell'interesse esclusivo della comunità. Il neosindaco, dopo aver letto gli indirizzi generali di governo che intende attuare, ha ufficializzato i nomi che andranno a comporre la sua giunta. Ci sarà un vice sindaco donna, Giulia Cimato, e altri 3 assessori under 30, mentre altre deleghe extra sono state assegnate ai restanti consiglieri eletti. C'è grande aspettativa nella comunità. Il neosindaco ha davanti a sé 5 anni per dimostrare, assieme a tutta la coalizione di governo, la bontà del programma che intende realizzare l'impegno costruttivo per governare in modo equo la cittadina pianigiana. È da ricordare anche che la città esce fuori da 2 anni di commissariamento prefettizio perché ripetutamente sciolta per mafia. Negli ultimi 15 anni l'ente ha subito 7 scioglimenti di consigli comunali con altrettanti commissioni straordinarie che hanno governato il comune. Potrebbe arrivare da una ricerca condotta dall'Unical, la svolta per le malattie psichiatriche. Diagnosticare attraverso un esame del sangue alcune gravi malattie psichiatriche è la ricerca portata avanti in Calabria, il cui primo step, finanziato dalla Regione Marche, è stato completato. Sono stati individuati dei markers che si rilevano sulle membrane cellulari, questo per dirlo in breve, che sono stati in grado di diagnosticare con certezza la depressione maggiore e il disordine bipolare. Questo è molto importante perché in fase iniziale non è riconoscibile la
una patologia dall'altra, e si commette un errore che, come dicono gli psichiatri, di circa il 70%. Questo porterebbe a fare terapie sbagliate che alla fine possono incrementare per esempio il rischio suicidario di 4 volte. Quindi portare avanti questa ricerca, come succederà qui a Cosenza, dove approfondiremo alcuni di questi aspetti, credo che sia un fatto molto rilevante e per la psichiatria e anche e soprattutto per le persone. Con questa ricerca ci poniamo all'avanguardia, perché questa è una ricerca di base, una ricerca importante che non solo l'Unicale, l'Università della Calabria fa, ma appoggiandosi a tutte le strutture del territorio, il centro regionale mentale e tutte le altre strutture che si occupano della salute mentale. Siamo alla pagina sportiva, sale al secondo posto in classifica il Rend, che vince il derby con la Regina e si avvicina al Trapani capolista, 5 gol e tante emozioni a Lorenzon. Sentiamo Gianluca Pasqua. Un successo in un derby da parte del Rende non fa notizia, un po' di più. Il secondo posto in classifica conquistato battendo la Regina sui titoli di coda di una gara pazzesca con 5 gol e altre occasioni. Bastano 5 minuti ai biancorossi di Modesto per sbloccare il risultato. La conclusione di Viteritti sembra innocua, ma non lo è per Licastro, che si incarta e lascia passare il pallone in rete. La reazione della Regina è affidata a San Domenico, che ci prova alla distanza trovando Savelloni pronto a mettere in angolo. Cevoli è costretto al cambio, esce Tulissi ed entra il giovanissimo Tassi che gli darà una chance. Intanto però è il Rende ad avvicinarsi al raddoppio con Rossini che di collo pieno coglie la traversa. Inutile il tapin di Vivacqua in posizione irregolare. Ed eccolo Tassi, il giovane ascolano, salta più in alto di Minelli e pareggia i conti quasi a sorpresa. I padroni di casa non si abbattono, anche perché alla prima occasione concretizzano il nuovo sorpasso. La Ribi serve Vivacqua che si gira e batte Licastro. Non è finita, il primo tempo riserva ancora un colpo di scena e di nuovo Tassi a firmare la rete Amaranto al termine di un contropiede perfetto con un tiro a giro che scava la Casavelloni. La ripresa è meno spettacolare, il Rende cerca e trova l'accelerazione decisiva soltanto alla fine. Dopo un primo tentativo rimpulsato da Licastro, ci pensa Franco a trovare il match point su imbeccata di Godano e il gol da 3 punti che fa salire ancora più in alto i biancorossi. Questa è una vittoria che dedico fortemente a mio fratello, perché per me era un fratello. Sarò sempre grato a lui perché in questi anni fantastici dove lui è sempre stato dietro di me e purtroppo adesso non c'è più, e questa dedica la vittoria della partita a Ciccio Nardi, che per me è stato un fratello. Ai ragazzi che erano in panchina gli dicevo: questa partita è brutta, la vedo brutta, avevo un po' di paura, timore, perché da un momento all'altro poteva succedere qualsiasi cosa, perché quando poi dopo prendi troppa fiducia nel giocare, nel costruire, si abbassa l'attenzione, specialmente nella fase difensiva, e quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo giocare sempre da rendere, sempre cattivi e concentrati, e quello è il nostro percorso da fare. Una volta che vai sotto 2 volte contro una squadra forte come il Rende, riesci comunque a rimetterla in piedi e pareggiarla, nonostante ci siamo fatti il primo gol praticamente da soli, e perdere all'ultimo minuto con un'altra ingenuità grossa dispiace, perché i ragazzi avevano fatto una partita di grande sacrificio, pur concedendo anche troppo a volte. Però sapevamo che il Rende era una squadra che ci avrebbe costretto ad abbassarci parecchio, e dovevamo cercare di sfruttare le ripartenze, che abbiamo fatto benino nel primo tempo, male nel secondo. Domani a Cosenza la mostra sulla Grande Guerra. Domani è un appuntamento importante per quanto riguarda la rievocazione, o meglio il ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Ricorrono i 100 anni. Perché avete deciso questo appuntamento, e soprattutto la memoria qui nel nostro territorio è ben custodita o no? Appunto per questo motivo abbiamo pensato di organizzare questa commemorazione, proprio per ricordare i tanti caduti che con il loro sacrificio ci hanno permesso di vivere in un lungo periodo di pace. E anche perché per ricordare che la fine della Prima Guerra Mondiale ha di fatto sancito la vera unità d'Italia,
che non si era concretizzata nel 61, ma si è concretizzata con la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo inteso inserire in questa manifestazione un premio da assegnare ai ragazzi dei licei dell'Interland di Cosentino sul tema dall'Unità d'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale, proprio per far ricordare a questi ragazzi, magari andando a spulciare testi storici, perché senza memoria purtroppo non si può vivere. Lo diceva pochi giorni fa Papa Francesco, che la memoria rafforza i popoli, e io aggiungo che senza memoria non si ha futuro. E adesso le previsioni del tempo. Oggi ampi spazi soleggiati, ma domani una nuova perturbazione riporterà piogge sparse. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse, con associate piogge sui versanti tirrenici. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari generalmente mossi, con venti deboli da quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.